Il 25 aprile del 1431 Pietro Querini salpa da Candia, arriva a Cadice, ma venti contrari lo spingono verso le isole Canarie. Solamente verso la fine di agosto la spedizione arriva a Lisbona. Qui raggiunge il porto di Muros e Querini si reca a Santiago di Compostela per onorare le reliquie del santo. Abbandonata la Galizia ai primi di novembre, la spedizione affronta la Manica. I venti la spingono verso le isole Scilly e qui per oltre un mese la nave sarà in balia del vento e del mare. Il 18 dicembre si decide di abbandonare la nave. L'equipaggio si divide in due, 47 con il Querini e 21 marinai in un'imbarcazione più piccola che finirà affondata. Il 6 gennaio Querini arriva all'isola di Sandoia, nell'arcipelago delle Lofoten, oltre il circolo polare artico, dove saranno tratti in salvo dai pescatori dell'isola di Rost. Pietro Querini nel 1431 scopre il baccalà essiccato, lo stoccafisso, che in Veneto è alla base dei piatti principali del baccalà mantecato alla veneziana o del baccalà alla vicentina. Querini lascia l'isola di Rost e si dirige verso Bergen. Toccheranno Trondheim, dove venereranno le reliquie di Sant'Olaf e si dirigeranno poi nella regione svedese di Ossengotren, nel monastero di Vadstena, a pregare Santa Brigida. A Göteborg la spedizione si divide in due gruppi. Il primo gruppo, attraverso la via di Rostock, arriverà a Venezia il 12 ottobre. Il secondo gruppo, composto da Querini e 7 uomini, salperà da King's Lynn, arriverà a Cambridge e poi a Londra. A Canterbury Querini si dirige verso le Fiandre, raggiunge Bruges e attraverso la via Francigena arriverà in Svizzera e finalmente il 25 gennaio del 1433 è a Venezia. Con Pietro Querini si inaugura la stagione delle grandi scoperte geografiche. Nel volgere di pochi decenni il mondo completamente muterà. E muta anche l'Europa, non sarà più l'Europa dei grandi cammini religiosi, del Cammino di Santiago, della Via Francigena o della Romea che dalla Germania porta sino a Roma. No, nasce l'Europa dei mercanti e delle fiere, l'Europa del sapere attraverso le università che da Oxford, Cambridge, Parigi, Padova, Bologna fanno girare nuove notizie e informazioni, l'Europa della rivoluzione dell'arte con i pittori fiamminghi con Van Eyck, Rogier van der Weyden che mutano completamente l'arte della pittura. Sta nascendo un nuovo mondo e il viaggio che proponiamo è proprio questo, un viaggio alle origini dell'Europa che conosciamo. Nå har jo vi fra Nordland og Veneto funnet hverandre i tørrfiskhistorien og Querinis reise, så nå vil jeg oppfordre alle byer og regioner til å være med på prosjektet Via Querenissima. Det kommer til å bli en fantastisk kulturrute som vil bidra til å løfte både reiseliv og annen industri langs hele ruta. Invito tutte quante le città e le regioni che abbiamo coinvolto in questo progetto a partecipare in maniera convinta. È un progetto economico, turistico, storico che unisce tutta l'Europa, dall'Artico fino al Mediterraneo. Ed è una grande sfida che va fatta, va compiuta proprio nel nome della storia di questo continente.